Eder. Mac Pallister. A 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, c'è una sola cosa più immortale della giustizia italiana: il rumore di fondo del caso Garlasco, che rinasce ciclicamente come una fenice ubriaca di sensazionalismo e talk show. Se pensavamo che il silenzio potesse finalmente avvolgere la memoria di una giovane donna uccisa nel fiore degli anni, ci sbagliavamo. Ora ci pensa la TV, i social e certi giornalisti da tastiera a fare da tamburi del revival estivo. E intanto, mentre Alberto Stasi si gode una semilibertà traballante e Andrea Sempio rientra nel tritacarne mediatico delle indagini, chi paga il prezzo più alto? Sempre lei, Chiara, e con lei la sua famiglia. I legali dei genitori della ragazza, gli avvocati Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna, sono passati al contrattacco con una nota che non lascia spazio all'interpretazione. Da settimane la famiglia Poggi è bersaglio di una assillante campagna diffamatoria, orchestrata da una sinfonia grottesca di organi di informazione e social che, come se non bastasse, non si fermano nemmeno di fronte al nome della vittima. Si è arrivati perfino a scoperchiare tombe, letteralmente, riesumando dichiarazioni già giudicate false appartenenti a una persona deceduta, per suggerire che Chiara avrebbe avuto una relazione con un uomo adulto. Sì, perché nel 2025, con tutti i problemi del mondo, l'urgenza è rovistare nel diario sentimentale di una ragazza morta nel 2007. E lo ha fatto in prima serata Le Iene, che ormai da settimane sembrano aver messo su un format intitolato True Crime? No, Fiction, condita con effetti speciali e musica thriller. I legali parlano di una sovrapposizione tossica fra notizie vere, fughe di notizie e romanzi da discount messi insieme da chiunque abbia una connessione internet e voglia sparare la sua versione della verità. A farne le spese, oltre alla dignità di Chiara, anche ogni singola persona coinvolta, tra cui ovviamente la famiglia Poggi, che adesso annuncia iniziative giudiziarie a tutela dell'onore della figlia. Del resto, a un certo punto si raggiunge il limite. E qui non è solo stato superato, ma asfaltato da una ruspa con sopra la scritta Share and Comment. Nel frattempo, la giostra delle indagini gira di nuovo. La procura di Pavia ha deciso di rianalizzare tutto e ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio in concorso Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco. Ricordate l'impronta 33? Quella rimasta nel cassetto per 18 anni insieme a tutte le altre 59 trovate nella villetta dei Poggi. Ecco, adesso quella stessa impronta, a detta degli inquirenti, potrebbe essere di Sempio, che dal canto suo si è già detto tranquillo, sereno e persino ottimista. «Sono innocente, andrà tutto bene», ha dichiarato, sfoggiando una calma zen che farebbe invidia a un monaco tibetano. A gettare ulteriore benzina sul fuoco un incidente probatorio in calendario per il 17 giugno, in cui i consulenti delle parti si sfideranno a colpi di DNA e microscopia forense per stabilire, una volta per tutte, se quell'impronta sia davvero attribuibile a Sempio. Come un talent show investigativo, solo senza televoto per ora. E mentre la stampa scava nella cronologia del browser di Chiara Poggi come fosse la biblioteca di Alessandria, c'è un altro personaggio che resta nell'ombra ma che torna prepotente alla ribalta: Alberto Stasi. L'ex fidanzato, condannato in via definitiva a 16 anni, è attualmente in semilibertà. Ma attenzione, la Procura Generale di Milano ha chiesto la revoca del beneficio. Il motivo? L'intervista con Le Iene che, guarda caso, non era proprio autorizzata dal Tribunale di Sorveglianza. Insomma, semilibertà sì, ma senza il diritto di diventare opinionista del giovedì sera. La Corte di Cassazione deciderà sulla revoca il prossimo 1° luglio. L'udienza si preannuncia rovente, come il clima mediatico che avvolge tutta la vicenda. Nel frattempo il cast si allarga. Le gemelle K sono ormai delle star fisse, ma ora si parla anche di altri amici di Chiara, persone a cui sarà prelevato il DNA in una rinnovata caccia al responsabile, che sembra uscita da un episodio di CSI Lomellina. Il tutto mentre Sempio ribadisce che sì, in quella casa c'è stato, eppure in tutte le stanze. Un dettaglio che non suona proprio ideale in un interrogatorio per omicidio, ma tant'è. Tra l'altro pare stia per emergere persino una terza persona, mai apparsa in precedenza nell'inchiesta, perché ogni thriller che si rispetti deve avere il suo colpo di scena finale. E nel frattempo la voce di Chiara, quella vera, emerge da un vecchio esame universitario, un frammento audio commovente e tragico che ricorda a tutti chi è la vera vittima di questo teatrino grottesco.
una ragazza di 26 anni uccisa brutalmente nella sua casa. Tutto il resto, le chiacchiere, le fiction, le teorie da bar, i titoli a effetto, è solo un brusio indegno. Ma tranquilli, il dibattito è aperto. C'è sempre qualcuno pronto a dire che non bisogna dimenticare. No, certo. Però magari potremmo anche imparare a ricordare in silenzio. Quella lì non ne ha detta una giusta, ha sparato un mare di Ne abbiamo cannata una, perché io ho detto che lo scontrino era stato ritrovato dopo che ero già stato sentito, mentre tu hai detto che l'avevamo trovato prima. La seconda volta o la prima volta? Io ho detto che l'abbiamo trovato dopo che ero già stato sentito, già dalla prima volta. Ah sì, Sono stato sentito e poi abbiamo trovato lo scontrino. vabbè, a me pare fosse la prima volta, ma non cambia niente. Cosa ti hanno detto? Niente, comunque la versione è sempre quella. Ti hanno chiamato 3 o 4 giorni dopo? Non me lo ricordo. Sono passati 10 anni. Non sto dicendo nulla, stiamo solo parlando, punto. Sì, sì, A parte il fatto che mi hanno fatto alcune domande che non mi aspettavo e non ho risposto in modo perfetto. Mi hanno chiesto se ero stato a Vigevano, siccome ci ero andato per comprare il cellulare. Loro hanno rilevato il mio telefono a Vigevano. Se ti dico che mi ricordo perfettamente di avere il cellulare, è logico che ti do una risposta. Quindi ho detto che non mi ricordavo. Alcune persone mi chiedono come mai non faccio più video e allora finisce poi che faccio un video per spiegare perché non faccio video. Mi par bene. Ok, cosa posso dire? Cosa posso dire in questo minestrone che è stato creato ma solo negli ultimi 40 mesi sulla vicenda di Liliana? Cosa posso dire? Fioccano dichiarazioni e smentite, ipotesi, c'è sempre poi chi spinge per generare sospetti su Sebastiano, sospetti che finora mi pare non abbiano mai avuto nessun riscontro, no? Sono buttati là e quindi d'altra parte io non faccio video, benché il tema di Liliana, della questione di Liliana sia molto seguito, no? E anche i miei video sono decisamente seguiti perché mi pare che ho 2000 iscritti al canale e le visualizzazioni spesso sono il doppio se non il triplo delle persone che sono iscritte al canale. D'altra parte io non ho l'esigenza di raccogliere visualizzazioni, di fare video ogni giorno perché non ricavo nulla, no? Dal postare video e avere visualizzazioni. Non ho fatto nemmeno richiesta per avere dei compensi da YouTube per le visualizzazioni che raggiungo, per cui non ho il problema, no? Non è il mio mestiere. Mi piace fare video, mi piace documentare le cose. Non mi occupo di altri casi di cronaca perché non mi interessano, non sono un criminologo. Ho dovuto prestare attenzione alla questione di Liliana per la questione di affetto che avevo da una cinquantina d'anni nei suoi confronti, quindi cercare di capire la verità, cosa è successo, per me è essenziale. D'altra parte però tutte le voci che circolano, dichiarazioni e smentite, robe di questo tipo, buttarmi in questo minestrone non mi interessano, anche perché è successo anche che per i miei video poi entra qualcuno di striscio accusandomi di chissà che, anche con delle offese, solo perché cerco di capire cosa è successo, no? Credo che sia nei miei diritti cercare di capire e quindi io lo faccio. Ok, premesso questo non farò altri video, non credo che farò altri video da mettere su YouTube riguardo alla questione di Liliana. È in programma un collega che andrò in diretta lunedì prossimo
e a pomeriggio 5. Vedremo se usciranno delle domande intelligenti e che non siano le solite cose trite. Qualcosa da dire ce l'ho, più di qualcosa. Una di queste è sicuramente il fatto, per esempio, che Sebastiano è stato iscritto nel registro degli indagati. Ok, quello che non ho capito bene, dato che è stato iscritto nel registro degli indagati, quindi è accusato dell'omicidio di Liliana, e spero che chi fa le indagini abbia individuato un movente che sul momento a me sfugge, ma comunque sì, lo so, certo, sì, il movente, la storia d'amore, la gelosia, tutte queste balle qua, scusa, queste storie qua, ma intanto bisognerebbe verificare se veramente è esistita questa storia d'amore, no? Perché se non fosse esistita, supponendo che fosse solo una fantasia di Claudio Sterpin, questo movente crollerebbe. Fossi stato in chi fa le indagini, avrei almeno atteso il 23 di giugno, dove c'è questo incidente probatorio, dove che Sterpin dovrà rispondere, dovrà dare delle spiegazioni. Spero che gli chiedano spiegazioni sulle sue dichiarazioni, sulle cose che ha detto, nella miriade di interviste che gli sono state richieste, perché ormai lui è il protagonista assoluto di questa vicenda, no? Questa vicenda che comunque per quanto riguarda le indagini televisive è diventata semplicemente una telenovela, dove c'è l'amante, il marito geloso, un codazzo di seguaci che comunque si vede che a cui Sebastiano sta sulle balle, e insomma le colpevolezze marciano in questo modo, vanno in questa direzione. Ricordo sempre che quando c'è stato il caso Tortora, a chi Enzo Tortora era antipatico, era colpevole, ma il reato di antipatia mi pare che sul momento non sia stato ancora approvato dal Parlamento, per cui non è un reato, insomma. Cosa posso dire? Io spero che quando ci sarà questo incidente probatorio, io non so come funzionano queste cose, ma credo che gli inquirenti dovrebbero chiedere a Claudio di certe sue dichiarazioni, se c'è modo di verificare se è esistita veramente questa storia d'amore che mi pare decisamente strana, anomala, ma comunque se lui dice che c'è stata, dovrebbe comunque portare delle prove, no? Dovrebbe portare delle prove. E ad altri personaggi bisognerebbe chiedere conto delle dichiarazioni che sono state fatte nelle interviste, nelle cose, perché fare delle dichiarazioni durante delle interviste vale quel che vale, no? Ognuno può dire quel che vuole, non serve che dimostri nulla, intendo la veridicità di quello che dice, e per cui uno può andare tranquillamente a dire di tutto e il contrario di tutto, e su questa vicenda di Liliana è stato detto di tutto e il contrario di tutto. Cosa posso dire? C'è per esempio il fatto che Liliana quella mattina del 14 dicembre doveva andare alla Wind, lo dice Claudio. Può darsi che Liliana gli abbia detto vado alla Wind, però non è dimostrabile, e tutto quanto è andato nella direzione della certezza che Liliana doveva andare alla Wind. I codici dietro il quadro, i codici dietro il quadro.
è possibile, è possibile che Liliana gli abbia fatto vedere a Sergio Resinovic i codici dietro il quadro, dicendogli guarda, sono qua i codici, ci sono questi codici, se dovesse succedermi qualcosa nell'estate del 21. Non lo so, però fossi stata in Liliana li avrei fatti copiare, li avrei fatti fotografare quei codici e soprattutto gli avrei spiegato a cosa si riferivano, perché non so se Sergio Resinovic sa eventualmente a cosa si riferivano quei codici. Ad oggi non si sa ancora se erano codici per decifrare degli iscritti o se erano codici bancari per ritirare dei soldi o roba di questo tipo. Insomma, Wind e codici. Spero che comunque qualcuno chieda, ma le cose che dico a questo non portano a insinuare colpevolezze di chi che sia, però sono stravaganze, stranezze che andrebbero chiarite. Dove è andato Claudio nel pomeriggio del 14 dicembre? E secondo le prime dichiarazioni era andato a Plavie a cercare Liliana della cugina Silvia Radin. Credo che il 14 dicembre Claudio nemmeno sapesse che esisteva una cugina che abitava a Plavie. Primo. In secondo luogo, come poteva immaginare che Liliana avesse raggiunto Plavie non avendo la macchina a disposizione, e comunque Plavie valuto che possa essere una ventina di chilometri da San Giovanni, dalla rione di San Giovanni. E dopo aver dichiarato che quel pomeriggio era andato a Plavie in cerca della cugina Silvia Radin, poi ha detto ma no, forse era il 15 dicembre, no, ma poteva essere anche il 16, non escludo che fosse il 17, d'accordo, va bene, ma al di là delle dichiarazioni che vengono rilasciate nelle interviste delle varie emittenti, sarebbe anche il caso che Claudio dicesse quando è stato eventualmente a Plavie a cercare la cugina Silvia Radin, la cugina di Liliana ovviamente. Piccoli particolari. Quello che ho notato comunque è che nelle trasmissioni televisive quello che dice Claudio è Vangelo, non si discute. Un'ultima riflessione: la testimonianza della signora della Wind, no? Che ha detto che quella mattina Claudio è andato in negozio ed era agitato, è entrato sbattendo la porta, cioè con un certo nervosismo, una certa ansia, dicendo se avevano visto sua moglie. Ma boh, questo ci sta. Quello che è strano, cioè se io fossi stato in Claudio avrei preso questa testimonianza della signora della Wind come oro colato, utile perché comunque lui era in angoscia perché Liliana non la trovava e il suo modo di comportarsi, come l'ha descritto la signora della Wind, era più che pertinente, no? Era in angoscia, non trovava Liliana e quindi non poteva avere un comportamento calmo e rilassato. E invece no, nonostante che questa testimonianza fosse per lui quasi un regalo di Natale, lui ha smentito questo comportamento e addirittura pare che abbia querelato o voglia querelare la signora della Wind perché ha fatto queste dichiarazioni. Anomalie, stranezze, se vogliamo, fate un po' voi. Però queste spiegazioni su questi fatti, su quelle cose che ho elencato, spiegazioni univoche, forse gli inquirenti sarebbe interessante che
ne venissero a conoscenza di una verità, non di tante verità. Spero di essermi fatto capire per quello che intendo. Difficilmente avrò voglia di fare altri video sulla questione di Liliana. Adesso vediamo cosa ne esce lunedì prossimo, quando andrò in diretta a pomeriggio 5, probabilmente per un 10 minuti, forse. Spero che se mi fanno delle domande mi lasciano parlare, spero che le domande che eventualmente mi faranno siano serie, logiche, e non che siano semplicemente fatte per portare avanti la telenovela che da oltre 40 mesi le televisioni portano avanti. Vediamo cosa succede. Dopodiché se non avrà nessun risultato questa intervista, e mi stupirebbe se fosse così, e dopodiché mi perdonerete, ma insomma i miei pensieri sulla questione di Liliana me li tengo, perché se dovessi parlare chiaramente e dire tutte le cose che penso, credo che avrei la cassetta delle lettere piena di denunce. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.